Buongiorno e benvenuti a TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Tragico incidente stradale sulla Palermo-Sciacca, 3 persone sono morte e 3 bambini sono rimasti feriti e trasportati in codice rosso in ospedale. A giudizio per direttissima 2 fratelli pregiudicati di Catania che hanno aggredito 2 vigili urbani per una multa, ferito gravemente anche il titolare di un ristorante che stava filmando la scena. Enna, nuovo sciopero della Messa, un gruppo di fedeli manifesta contro il vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana, accusato di aver coperto gli abusi del sacerdote Giuseppe Rugolo. A Catania una strada trasformata in discarica con rifiuti, pneumatici ed Eternit a ridosso del fiume Aquicella e del cimitero dove gli incivili agiscono indisturbati. Giornate del FAI, fino a domani aperti 360 siti storico-culturali in tutta Italia. A TG Sicilia vi mostreremo i tesori di Palazzo Paternò del Grado di Catania. Italiani sempre più anziani, un quarto della popolazione ha più di 65 anni, non invecchia solo il corpo, ma anche il cervello. Nascono così le cliniche della memoria. Calcio, il Catania va all'assalto dell'Altamura per dimenticare la penalizzazione e la sfida alle 17:30 al Massimino. Nell'anticipo di Serie C il derby tra Trapani e Messina finisce 1-1 tra le recriminazioni dei peloritani. Ancora buongiorno, drammatico incidente mortale sulla Palermo-Sciacca all'altezza del bivio per Giacalone. Muoiono marito e moglie, entrambi tunisini, e un uomo di Palermo, feriti gravemente 3 bambini. Marco Gullà. 3 morti e 3 bambini gravemente feriti è il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto questa mattina alle porte di Palermo. Lo scontro è avvenuto lungo la Palermo-Sciacca e ha causato la morte di 3 persone e il ferimento in modo grave di 2 bambini trasportati in ospedale in codice rosso, mentre un terzo bambino ferito appare meno grave. La Palermo-Sciacca da molti viene chiamata la strada della morte. Su questo tratto si sono registrati infatti diversi incidenti. Lo scontro è avvenuto al chilometro 13 tra una Mercedes classe C con a bordo una famiglia tunisina e una Toyota RAV con a bordo un palermitano. Nella Mercedes che veniva da Agrigento in direzione Palermo erano a bordo un marito di 44 anni e la moglie di 42, morti sul colpo, Valid Mussà e la moglie Zina Koski Mussà. Con loro i 3 figli di 4, 6 e 8 anni. Nella Toyota un palermitano di 51 anni, anche lui morto sul colpo, Riccardo Pardi il suo nome. A lanciare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, i carabinieri e gli uomini dell'ANAS che hanno chiuso il tratto di strada al traffico per permettere i rilievi. I vigili del fuoco hanno estratto le vittime dalle lamiere. Le indagini per ricostruire la dinamica sono ancora in corso. È un nuovo periodo nero per gli incidenti gravi in Sicilia. Appena 3 giorni fa un grave incidente stradale si è verificato sull'autostrada A18 Messina-Catania, causando la morte di un bambino e il ferimento grave dei genitori. Ieri invece un motociclista di 26 anni è morto in un altro incidente stradale avvenuto sulla circonvallazione di Catania. La polizia a Catania ha arrestato al culmine di un inseguimento in auto una coppia che a bordo della vettura aveva forzato un posto di blocco. Nell'auto i poliziotti hanno trovato dosi di cocaina e un coltello di 14 centimetri. E adesso ci occupiamo del giudizio, del processo, quindi sono finiti a giudizio per direttissima i 2 fratelli pregiudicati che hanno aggredito 2 vigili urbani e il titolare di un ristorante per una multa in divieto di sosta proprio al centro della città etnea. Il servizio di Tonino De Mana. C'è attesa per l'esito della sentenza del processo per direttissima ai 2 fratelli titolari del baretto, arrestati giovedì scorso per l'aggressione ai vigili urbani intervenuti per multare un'auto in divieto di sosta in piazza Adamo e ad un esercente che con il cellulare stava riprendendo tutto, compreso il colpo di sgabello in testa. I giudici sono in camera di consiglio dalle 11. Immagini sporche in movimento e che mostrano l'inaudita aggressione avvenuta in pieno centro e a pochi metri dalla questura di Catania. Scene da Far West sotto lo sguardo attonito di turisti e di famiglie con bambini al seguito. Ammaccato e mai domo Roberto Tudisco, che ha avuto forse la sola colpa di filmare l'aggressione. Potevo anche morire,
Io sono vivo grazie ai miei dipendenti che sono riusciti a fermare questa furia omicida di questi due pregiudicati. Però noi la testa non la abbassiamo, non l'abbiamo mai abbassata. Io esorto tutti quanti, quando si trovano davanti con questi delinquenti, di non avere paura, di denunziare sempre. Ed è ancora scossa una sua dipendente, spintonata anche lei da uno degli aggressori. Noi come attività dobbiamo chiudere perché altrimenti ci uccideranno, siamo già persone morte che camminiamo. Presenti in aula il sindaco Trantino ed una delegazione di vigili urbani, compreso la vigilessa aggredita, messa a KO da uno schiaffo talmente forte da farla cadere a terra. Adesso ci spostiamo ad Enna, dove un gruppo di fedeli manifesta di nuovo contro il vescovo di Piazza Armerina Rosario Gisana, accusato di aver coperto gli abusi del sacerdote Giuseppe Rugolo. Il servizio di GR Italia. La vicenda degli abusi sessuali legati al caso di Don Giuseppe Rugolo si arricchisce di un nuovo capitolo. Nel cuore di Enna Bassa un gruppo di manifestanti si è riunito davanti alla nuova chiesa di Santa Lucia per protestare contro il vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana, accusato di aver coperto il sacerdote condannato a 4 anni e mezzo di reclusione per violenza sessuale su minori. Sul sagrato i dimostranti hanno scelto di esprimere il proprio dissenso indossando un bavaglio viola, simbolo del silenzio imposto su una vicenda che ha sconvolto l'intera comunità, ed esponendo cartelloni con estratti delle intercettazioni telefoniche dell'inchiesta in cui il vescovo, non indagato, parla chiaramente di insabbiamento. Il problema non è solo tuo, il problema è anche mio, perché io ho insabbiato questa storia, per cui stanno cercando in tutti i modi di accusarmi. All'interno della chiesa il vescovo Gisana stava celebrando la dedicazione dell'altare, un evento molto partecipato e presidiato dalle forze dell'ordine, riservato esclusivamente ai soli possessori di un pass speciale. Fuori dalle mura intanto in tutta la comunità diocesana il dissenso cresce. I manifestanti, sia cattolici praticanti che laici, chiedono trasparenza e giustizia, invocando le dimissioni di Gisana. Questa contestazione pacifica, silenziosa, fatta da persone che spontaneamente si sono aggregate grazie a chi ha sentito l'esigenza e la necessità di condannare gli abusi sui minori, ma anche dalle coperture del vescovo Gisana, continuerà senz'altro fino a quando non rassegnerà le sue dimissioni, che credo doverose. A fine agosto altri fedeli nella chiesa di San Giuseppe al santuario di Valverde abbandonarono i banchi quando entrarono 2 sacerdoti coinvolti nello scandalo. Oggi, a supporto della richiesta di dimissioni di Gisana, si sono unite con un manifesto pubblico 9 associazioni nazionali impegnate nella lotta contro gli abusi nella Chiesa Cattolica. E adesso vi mostriamo le immagini dello scempio di Fondo Romeo, una strada trasformata in discarica con rifiuti, pneumatici, addirittura Eternit a ridosso del fiume Aquicella e del cimitero di Catania. Un imprenditore dice passano, ti guardano in faccia e poi scaricano qui ogni cosa. Il servizio. Le domande sorgono spontanee. A cosa servono le telecamere a Fondo Romeo? Funzionano, le visionano e soprattutto qualcuno viene multato? Le risposte le danno queste immagini, scene di ordinario degrado con una strada ridotta ad una discarica a cielo aperto dove è quasi impossibile percorrerla. A stento, lo vedete, passano 2 mezzi perché la spazzatura, i mobili, gli scarti edili e rifiuti di ogni genere ricoprono ogni cosa e finiscono nella scarpata sottostante dove scorre il fiume Aquicella. Corso d'acqua che di fatto separa la strada dal cimitero, sempre più circondato dalla spazzatura e sempre più a rischio incendi. L'ultimo ha attaccato il muro di cinta dell'ingresso del Divino Amore. Fondo Romeo è l'esempio lampante dell'assenza dello Stato, 0 controlli, 0 sicurezza, con l'Eternit altamente cancerogeno disseminato ovunque, a volte nascosto in enormi sacchi neri. Poco più avanti, gli immancabili pneumatici, parabrezze in frantumi ed altri vetri, in questo caso di qualche esercizio commerciale dismesso, e poi libri, quaderni e tante bollette. Non sarebbe poi tanto difficile risalire agli intestatari. È esasperato il titolare di una fabbrica che lavora pietra lavica e che si trova davanti ad un indecoroso panorama. Non si può lavorare così, rischiamo ogni volta di litigare con le persone che buttano rifiuti. Giustamente io, avendo un'attività, devo stare attento anche che mi vandalizzano l'attività. Siamo fortunati che non incendiano questa spazzatura, perché quando incendiano una spazzatura qui non si può stare, però giustamente noi dobbiamo lavorare e purtroppo dobbiamo sopportare
affrontare questa situazione. È chiaro che servono maggiori controlli, ma lei le è capitato di vedere gente che scarica spazzatura? Certo, lo scaricano tranquillamente, ti guardano in faccia e buttano la spazzatura. Tonnellate di spazzatura e mobili in disuso anche in prossimità dell'ingresso del cimitero, dove soltanto questo muraglione che vedete separa tombe e loculi da montagne di spazzatura. Davvero incredibile queste immagini. Adesso cambiamo argomento, parliamo della Sicilia senza acqua, continua la protesta ad Agrigento, tra i cittadini esasperati anche la voce di un disabile. Intanto entro l'anno dovrebbero iniziare i lavori per il rifacimento della rete idrica della città. Davide Sardo. Io sono un disabile, lei capisce bene che è un problema anche dove io mi trovo, in via Vincenzo Monti, l'acqua arriva ogni 12 giorni. Quindi stando al terzo piano a salire i bidoni di taniche a 4 piani diventa una cosa insostenibile. Io non ce la faccio più, io dopo una settimana, oggi doveva arrivare l'acqua e oggi non l'ho presa, quindi non posso aspettare un'altra settimana. Io ho delle lavate da fare, l'igiene personale da fare, e devo cucinare e devo rapportarmi pure con le persone, non posso stare così a fare schifo. È la voce di chi fa i conti da mesi con la crisi idrica ad Agrigento. Non sono bastate le proteste e i sit-in sotto il comune. L'acqua arriva razionata e lascia nello sconforto le famiglie che non si rassegnano. Intanto è corsa contro il tempo e nell'ultima manovra della giunta Schifani stanziati 350 milioni di euro per affrontare l'emergenza siccità. 14 milioni e 200 mila euro di questi dovrebbero essere utilizzati per le nuove reti idriche di Agrigento e Caltanissetta. A soffrire la sete sono anche altre province. Caltanissetta eroga l'acqua ogni 8 giorni ed Enna una volta alla settimana. Oltre 1.800 i candidati per il Recruiting Day di WeBuild, la grande compagnia delle infrastrutture che opera anche in Sicilia su appalti pubblici. Le 2 giornate organizzate in collaborazione con la regione siciliana a Palermo e Catania sono state davvero un successo. Manlio Viola. Sono stati 1.823 i siciliani che hanno risposto alla chiamata di WeBuild nei Recruiting Day organizzati a Palermo e a Catania in collaborazione con la regione siciliana. Dopo le 2 giornate nel capoluogo che hanno registrato un'affluenza record alle selezioni con 863 candidati, 88 dei quali erano studenti, il successo dell'iniziativa è stato replicato con un nuovo record anche nella città etnea. Al palazzo ex ESA si sono presentati 960, fra cui 40 studenti. Entrambe le tappe sono state suddivise in 2 giornate. La prima aperta a persone con esperienza ma anche senza, inoccupate o in disoccupazione, intenzionate a intraprendere un percorso nel settore edilizio. L'altra che ha visto il coinvolgimento dell'ufficio scolastico regionale, rivolta dunque a giovani diplomati degli istituti tecnici e professionali. I Recruiting Day sono il risultato di un protocollo d'intesa firmato lo scorso novembre fra il presidente della regione Renato Schifani e l'amministratore delegato di WeBuild Pietro Salini. Soddisfatto proprio il presidente Schifani, che parla di atto concreto verso chi cerca occupazione o vuole migliorare le sue condizioni lavorative. Oggi e domani tornano le giornate del FAI d'autunno in questa 13ª edizione, porte aperte alla cultura tra chiese, monumenti e palazzi, anche quelli sconosciuti ma molto preziosi. A Catania i siti aperti al pubblico sono 7. Noi siamo andati a visitare il palazzo a centro della città vicino al Castello Ursino, un palazzo di grande pregio, con Simona Mazzoni. Un weekend tutto da vivere da nord a sud con le giornate FAI d'autunno alla 13ª edizione. Tra le 360 città italiane anche Catania, con 7 siti da visitare, 2 ad Acireale, 1 a Riposto e 4 a Linguaglossa nel catanese. Ma è tutta la Sicilia ad aderire con nuovi patrimoni da mostrare ogni anno al pubblico curioso. Questa è la chiesa della Confraternita di San Sebastiano, mentre qui siamo al Palazzo Paterno del Grado, nel cuore della città, zona Castello Ursino. La proprietaria che vi abita lo ha aperto ai visitatori. Quando ho acquistato questo immobile, la prima cosa che ho fatto è stata proprio un colpo di fulmine. E perché metterlo a disposizione per queste giornate FAI? Questa è stata una sfida, proprio è stata una sfida, diciamo, una cosa inaspettata che mi hanno proposto, però io sono del parere che la bellezza crea emozione e quindi secondo me potersi emozionare anche per vedere questi affreschi
che penso che faccia bene al cuore. 2 giorni per tuffarsi tra i palazzi d'epoca e le chiese, luoghi sconosciuti da scoprire e ammirare, una sorpresa per i turisti. Perché siamo turisti, veniamo da via, è stata una sorpresa. Ma soprattutto per i catanesi che vogliono conoscere la propria città. Una delle cose più belle che fa il FAI è quella di aprire cose che non si sono mai viste, quindi oggi abbiamo tutta una serie di luoghi nei quali non siamo mai potuti entrare perché erano privati oppure chiusi. Tra i ciceroni d'eccezione anche una classe del liceo classico Cutelli, coordinata dal capogruppo Giovani FAI. Noi con le giornate FAI d'autunno come gruppo giovane anche di primavera vogliamo incentivare a quello che è lo sviluppo di un senso di appartenenza. Buone giornate FAI d'autunno! Adesso parliamo di invecchiamento, perché l'Italia è un paese che ormai sta diventando sempre più vecchio e per rallentare l'invecchiamento cerebrale ci sono nuovi farmaci, palestri per la mente. Se ne è discusso al Centro Catanese di Medicina e Chirurgia. L'obiettivo è quello di creare delle cliniche della memoria. Lorena Dolci. Siamo un paese per vecchi. Il 24% degli italiani ha più di 65 anni. Non invecchia solo il corpo, ma anche il cervello. La demenza senile è in aumento, un'epidemia silenziosa che il sistema sanitario non è pronto a combattere. Si stimano 100.000 casi di Alzheimer ogni anno. Come prendersi cura di quei 7 miliardi di neuroni? In cruciverba, per così dire. Anche i programmi televisivi sono importanti, fanno domande continuamente, magari seguirli con criterio, non in maniera automatica, leggere dei libri, vedere dei film, organizzare delle gite, stare con gli amici, giocare a carte. Ma quando l'allenamento fai da te non basta, ci sono nuove frontiere della medicina. Abbiamo dei farmaci in sperimentazione già presenti in America, gli anticorpi monoclonali, arriveranno presto in Europa, si è visto molto efficace nelle forme estremamente precoci. I sintomi sono in gran parte noti: perdita di memoria a breve termine, non ricordare i nomi delle persone vicine, disorientamento, ma un campanello d'allarme può essere anche uno stato di depressione. Se si ha un disturbo dell'umore si perde iniziativa, si perde interesse, si perde la voglia di fare, si perde l'entusiasmo e ne risulta la memoria danneggiata. Adesso si punta a creare centri specializzati per la diagnosi precoce e per diffondere una vera e propria cultura della salute dei neuroni. Il nostro obiettivo è quello di organizzare una memory clinic, cioè una clinica della memoria che possa determinare una diagnosi precoce, una riabilitazione cognitiva dei pazienti già affetti da demenza e una brain fitness, proprio una palestra cognitiva per i pazienti in fase ultra precoce, con una diagnosi anche possibile attraverso un semplice esame del sangue, attraverso dei kit che avremo il compito di organizzare e di somministrare. Adesso parliamo dei colori del gusto ad Acireale fino al 20 ottobre, un evento che celebra le eccellenze dell'enogastronomia siciliana, show cooking, chef stellate, degustazione e poi il meglio del Made in Sicily. Desiree Ferlito. Cireale si tinge dei colori del gusto, evento che celebra l'arte culinaria e le eccellenze enogastronomiche siciliane. In Piazza Duomo fino a domenica 20 ottobre la cittadina barocca offrirà ai visitatori un'esperienza indimenticabile tra show cooking di chef stellati, masterclass su vino, olio e birra e degustazioni, oltre che stand espositivi delle eccellenze del Made in Sicily. Riuscire ad offrire una mostra mercato con dei dibattiti, con delle masterclass, con delle degustazioni, con dei cooking show legati alla nostra tradizione culinaria, alla nostra produzione agricola e farlo cercando la qualità. Non è una sagra né una fiera, precisano gli organizzatori, ma un evento che vuole appunto celebrare la straordinarietà culinaria dell'isola, nell'anno in cui la Sicilia è stata scelta come regione enogastronomica europea. È la prima volta che una regione italiana ha questo ambito riconoscimento e sicuramente il merito è delle eccellenze siciliane. 10 giorni di sapori autentici, i colori del gusto, organizzata dalla città di Acireale con la regione Sicilia, è una scommessa che ha tutte le carte in regola per promuovere le eccellenze siciliane nel mondo. Abbiamo voluto elevare e promozionare i prodotti della nostra Sicilia attraverso un incontro tra l'enogastronomia, i nostri chef e i prodotti siciliani, i prodotti di qualità.
E adesso ci fermiamo per una piccola pausa, al rientro lo sport, vi mostreremo le immagini del derby in Serie C Trapani-Messina e soprattutto le formazioni, insomma quello che sarà il Catania che oggi scenderà in campo alle 17:30 al Massimino, subito dopo. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale, parliamo di sport, nello specifico di calcio. Alle 17:30 in campo il Catania al Massimino che affronterà il team Altamura. I rossazzurri cercano la terza vittoria consecutiva, il tecnico toscano potrebbe far giocare dall'inizio insieme Montalto e Inglese. Francesco Triolo. Caccia alla terza vittoria consecutiva, sfruttando l'effetto Massimino il Catania che nel pomeriggio affronta il team Altamura ha la mentalità e la forza per centrare il terzo successo di fila e alimentare la sua corsa alla vetta della classifica. Continuità ha chiesto Mimmo Toscano alla sua squadra alla vigilia di questa gara che al di là del nome e della classifica dei pugliesi presenta difficoltà da non trascurare, soprattutto se l'Altamura arriverà sotto l'Etna prima per contenere, concedendo poco spazio. Come ogni squadra ha i suoi punti deboli come i suoi punti di forza. Dobbiamo limitare i punti di forza di ogni avversario che incontriamo e sfruttare le nostre qualità in quello che abbiamo studiato e preparato questa settimana. Serve quindi riprendere la prestazione di Caserta e Toscana già in mente che Catania vuole. Dobbiamo essere una squadra che attacca con veemenza l'area, che attacca gli spazi con veemenza, che tira con decisione, che crossa con decisione, quelle fanno la differenza. Per quanto riguarda Inglese e Montalto, in questo momento sono due calciatori che stanno crescendo, non è da escludere che potrebbero giocare anche insieme. Sulla formazione il tecnico ha quindi lasciato spazio alla possibilità di un impiego allo stesso momento di Inglese e Montalto in un 3-5-2 che garantirebbe anche le giuste coperture giocandosela a specchio. Tra gli 11 titolari potrebbe esserci anche Jimenez, mentre Guglielmotti e Anastasio dovrebbero essere gli esterni. Tra gli ospiti l'unica certezza offensiva è Leonetti che dovrebbe essere affiancato da Molinaro, difesa a 3 formata da De Santis, Gigliotti e Silletti, a centrocampo ballottaggio tra Bumbu e Andreoli. Calcio d'inizio alle 17:30, Massimino atteso stracolmo. Su Telecolor si parte alle 17, 3 ore live con diretta stadio, collegamenti dal Massimino, analisi del match, le interviste post partita in anteprima ed i vostri commenti via WhatsApp al numero 342 77 12 855. E restiamo in Serie C, il Messina sfiora il colpaccio nel derby contro il Trapani, al provinciale finisce 1-1, una beffa per la squadra giallorossa peloritana guidata da Modica. Franco Cammarasana. Davide contro Golia, così Giacomino Modica aveva etichettato alla vigilia Trapani-Messina, ma può anche succedere che Davide possa battere Golia, aveva poi aggiunto, e per poco ciò non si è avverato, perché ha i punti Davide, ovvero il Messina, la partita contro Golia, ovvero il Trapani, l'ha ampiamente vinta, non nel risultato però, perché a tempo ormai scaduto, nell'unica disattenzione della partita, il Messina ha consentito al Trapani di evitare una umiliante sconfitta. Quasi eroica la prestazione della squadra di Modica, rimasta in 10 già al 21esimo per l'espulsione di Anselmo, la squadra giallorossa non si è persa d'animo, si è chiusa dietro pronta a ripartire. Al 45esimo il primo squillo giallorosso con un destro di Anatrello che da 20 metri per poco non spaccava la traversa. Ad inizio di ripresa, dopo appena 3 minuti, lo stesso Anatrello concedeva il bis, stavolta punendo una goffa respinta di Seculin su un tiro di Petrungaro. Poi l'insistente, sconclusionato e talvolta patetico assalto del Trapani, sistematicamente bloccato dal muro giallorosso, finché al 93esimo, sugli sviluppi di un angolo, ingenuamente regalato al Trapani, Udò non si alzava indisturbato per segnare il pari, ovvero il gol beffa per un Messina cui la cura Modica produce benefici effetti. E dopo questo intenso racconto del nostro Franco Cammarasana, noi chiudiamo il nostro telegiornale. Vi ricordiamo che l'appuntamento però con l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti.